Governatore Fedriga, oggi al via la demolizione per un progetto di riqualificazione di un'area importante per la città. Lei ha parlato di visione strategica. Sì, perché qui si mette insieme, oltre alla riqualificazione in sé, che ovviamente è fondamentale, penso sia un esempio a livello nazionale, ma tutta la parte formativa, dove la parte di approvvigionamento professionale rappresenta uno dei principali rischi, ma anche opportunità che ha tutto l'impianto produttivo della regione. Non a caso l'amministrazione regionale finanzia gli ITS, pensano che siano delle iniziative strategiche per accrescere la nostra competitività. Oltretutto, come è strutturato e come verrà strutturato questo edificio, c'è una connessione enorme tra la parte formativa e la città stessa, con la presenza di una piazza, quindi anche strutturalmente penso che guardi alla formazione del futuro. Assessore Bini, esempio di alleanza pubblico-privata qui all'ex Dormish, il progetto proprio prende il via oggi. Un esempio virtuoso, un esempio che sarà in grado da qui a qualche anno, pochi, il cronoprogramma è assolutamente brevissimo, di offrire un luogo bello, un luogo d'attrazione per i giovani, un luogo di formazione per i giovani. Quindi Regione Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto privati, in questo caso parliamo del gruppo Danieli, che si adoperano con investimenti cospicui al fine di garantire scuole di formazione, di alta formazione ai giovani.